Oggi si celebra Sant'Elpidio. Il nome Elpidio ha origine greca e significa pieno di speranza. Oggi 2 settembre è la festa dell'indipendenza del Vietnam. In questo giorno del 1945 il presidente Ho Chi Minh ha letto la dichiarazione di indipendenza che segnava la libertà del paese dal colonialismo. Per celebrare questa giornata vengono organizzate grandi parate ed eventi speciali che coinvolgono dai più piccoli ai più grandi. La bandiera vietnamita è una delle grandi protagoniste. Ogni famiglia la appende alle finestre di casa per celebrare l'indipendenza. Ridotto allo stremo per le perdite umane e gli ingenti danni provocati dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. La firma della resa avviene a bordo della corazzata Missouri, ancorata nella baia di Tokyo, intorno alle 8 di mattina del 2 settembre del 1945. È l'atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale. Buongiorno ai 12, oggi è un martedì decisamente meno complicato, i pianeti oggi creano un cielo più pulito, più formalmente intellegibile, è solo Marte e Giove che hanno delle diatribe tra di loro, ma anche Mercurio e Urano che insospettabilmente si riattiva. Cosa vogliono dirci? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi Mercurio finalmente si riattiva dalle scosse uraniane che tendono a sollecitarlo in una maniera molto attiva, quindi cari Ariete, oggi verrete bombardati letteralmente di informazioni che riguardano voi e il vostro lavoro. Se per caso ancora sentite degli ostacoli data l'opposizione proprio del vostro pianeta Marte nel vostro cielo, siate veloci e consigliatevi con i vostri colleghi, riuscirete sicuramente a trovare il bandolo della matassa. In tutto ciò, passione all'orizzonte. Toro, per voi la giornata promette abbastanza bene proprio perché sono distanti un po' le dinamiche familiari turbolente e Urano crea delle condizioni sorprendenti e a volte inaspettate che potrebbero muovere di molto il vostro cielo. La Luna in bellissimo trigono dal Capricorno vi mette nelle condizioni oggi di avere un buon umore. Gemelli, per voi oggi Urano ospite nei vostri gradi è fortissimo proprio perché godo dell'appoggio di Saturno, di Nettuno e di Plutone con cui confabula per creare delle vie nuove, delle soluzioni nuove e inaspettate e sorprenderete tutti ovviando a un problema in una maniera molto interessante. Qualcuno forse non vuole affrontarvi o si rifiuta di parlare con voi. Cancro, la vostra giornata oggi prevede sempre il vostro Giove ospite nei vostri gradi quadrare con Marte in Bilancia, quindi un voglio è ben più forte di un vorrei, quindi invece di desiderare timidamente qualcosa, cercate invece di afferrarlo e prenderlo in maniera vigorosa e convinta. Leone, Venere oggi viene un po' lasciata in pace da tutta una serie di diatribe zodiacali, anche perché sta finendo la sua opposizione con Plutone, quindi una Venere meno dubbiosa, una Venere meno in balia di tutta una serie di fluttuazioni che lasciano sempre un po' di costernazione in amore. Mercurio intanto si riattiva nei vostri gradi e vi fa loquaci e a volte anche senza sconti nel dialogo. Vergine, oggi una bellissima notizia poiché la Luna è in trigono e rinvigorisce un po' il vostro Sole che è stato un po' bombardato da una serie di aspetti planetari e su cui rimane comunque la quadratura di Urano. Quindi la Luna oggi tenterà di riequilibrare con delle buone notizie che riguardano la passione ma soprattutto la vostra maniera di fare che rincuorano le vostre speranze. Bilancia, per voi la giornata è una giornata decisamente all'insegna di qualche sensazione un pochettino sgradevole, ma che vuole essere di monito a non farvi ripetere gli stessi errori. Se non vi fidate di persone che avete da poco conosciuto, non innestatele nell'ambito lavorativo.
Scorpione, per voi il cielo è abbastanza sgombro e la luna ridiventa amica, facendovi diventare di nuovo comunicativi e facendovi anche capire dagli altri. Il sole, peraltro, tenta di darvi un po' di forza, ricordandovi che il lavoro di squadra è quello che vi porterà in maniera creativa ad essere di nuovo e comunque leader. Sagittario, la luna oggi abbandona i vostri gradi, quindi torna un maggiore equilibrio nella vostra emotività, nelle vostre emozioni e nelle vostre sensazioni. È una luna che parla comunque di incassi e di progetti oggettivi che si possono fare su quanto guadagnato fino ad adesso. Capricorno, luna che entra oggi nei vostri gradi ad addolcirvi, ad ammorbidirvi e a ricordarvi che in amore c'è sempre qualcosa per cui vale la pena di lottare. A parte Marte che ancora non rinuncia a pungolarvi un po', la passione comunque avrà ragione della vostra razionalità. Acquario, per voi oggi il cielo è molto dinamico e creativo. Sicuramente potrebbero comunque arrivare delle sensazioni un po' sgradevoli per questioni di competizione o di invidia nei vostri confronti, ma sarete ben supportati e molto soddisfatti dei risultati che avete ottenuto, quindi continuate per la vostra strada. Pesci, una giornata oggi che prevede una luna molto amica e un gioco di squadra finalmente ritrovato. Ecco, da oggi in poi riuscirete di nuovo a empatizzare il gruppo e a sentirvi in sintonia con le persone che amate e quelle con cui lavorate. Il grande incendio, in inglese The Great Fire, che colpì la zona della City di Londra nel settembre del 1666. Fu uno dei più devastanti e catastrofici che la storia d'Inghilterra ricordi. Il fuoco, nell'arco di 4 giorni, distrusse gran parte dell'area e fece un incalcolabile numero di vittime. Il focolaio del rogo fu la casa di un fornaio del re Carlo II, dove nella notte di domenica 2 settembre alcuni tizzoni ardenti lasciati nel forno sparsero scintille sulla legna accatastata poco distante. Tolkien, uno scrittore unico, ha creato mondi e lingue straordinari. La Terra di Mezzo, con personaggi come Galadriel e luoghi come Lorien, è frutto della sua mente fantastica. Ha inventato lingue come il Quenya e il Sindarin, ciascuna con la propria grammatica e storia dettagliate. Tutto inizia con un linguaggio segreto inventato per comunicare con le sue cugine, ma poi va oltre, creando lingue come il Neubosch, il Naffarin e il Doriatrin. Il suo amore per i suoni e per le lingue lo ha portato a ispirarsi a lingue reali come il finlandese, latino, greco, italiano e altre. Questo vizio segreto l'ha reso uno dei più grandi autori fantasy, con opere come Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e il Silmarillion. Tolkien ha lasciato un'eredità letteraria senza pari. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per ogni individuo lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore. Oggi è il primo lunedì di settembre e vi auguro una settimana piena di nuove avventure all'insegna dello sport e della curiosità che non deve mai mancare. Io vi aspetto anche domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.